E per tutti ragazzi, sono Alessio Nerazzurro, benvenuti su un nuovo video. Ragazzi, grandissima Inter per questa vittoria in Champions League. Finalmente ragazzi vinciamo in Champions League. Era ora, finalmente vedo una squadra concentrata anche in Champions League. Era ora ragazzi, era ora. E io non voglio sentire, giocavamo con lo Sheriff e tutto. Ragazzi, intanto sono 3 punti in saccoccia. Andata e ritorno. Poi lo Sheriff ha battuto il Real, vi ricordo, non è tanto scarso. E l'Inter che è forte, che l'Inter ha giocato meglio del Real in realtà, però, ecco. Comunque ragazzi, allora, ha segnato il primo gol Brozovic su un'azione di Barella che fa tipo sia bassa, e poi Brozovic salta 2 e tira. Poi ha segnato Skriniar, colpo di testa, e poi Sanchez. Gente un po' particolare, ha segnato che non mi aspettavo, però ragazzi, l'importante è aver portato a casa gli altri 3 punti necessari per la qualificazione. Ragazzi, adesso manca solo uno step. Bisogna battere lo Shakhtar, e poi siamo matematicamente qualificati, perché dopo il Real affronta lo Sheriff, però il Real non penso perda. Non penso che perda il Real con lo Sheriff. Il Real farà il partitone della vita e andrà là a vincere per forza, perché il Real vuole arrivare primo nel girone. L'Inter arriverà seconda ormai, anche se l'Inter meritava di... No, può arrivare prima l'Inter se vince con il Real l'ultima, ma l'importante ragazzi intanto è aver fatto i 3 punti. Con lo Sheriff si è andata che ritorno, abbiamo stracciato 3-1 l'andata e 3-1 al ritorno, fantastico. Adesso c'è lo Shakhtar, bisogna fare dai il colpo del capo a Osta Champions, battere sto Shakhtar, che cavolo, dai, si deve battere sto Shakhtar, battiamo sto cavolo di Shakhtar e poi siamo a posto, poi che sia finita, lo battiamo, lo facciamo fuori e poi abbiamo con l'ultima con Real, ma l'ultima con Real non sarà decisiva, perché possiamo anche perdere se Real batte lo Sheriff e noi battiamo lo Shakhtar, l'ultima non è importante come partita, non sarà decisiva, quindi ecco, non ci dobbiamo preoccupare per quello. Comunque ragazzi, molto contento per quest'Inter, finalmente si sta impegnando bene anche in Champions League e questa è una cosa molto importante. Bene ragazzi, adesso nell'azzurro è tutto, ancora felice per i 3 punti ragazzi, bisogna continuare così. Adesso nell'azzurro è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.